Cinetto di Melatu trionfa per la prima volta nella manifestazione del Suppolio Lianesi del Sovighinados, organizzato dalla Leva 1989. La compagine Bordeaux e Verde ha potuto finalmente esultare e fare festa, grazie all'anglo-arabo sardo Talete Sardo e al fantino Gavino Sanna. Nella prima batteria, Ianna Vaile ha vinto con la coppiata spartana De Bonorve e Marco Bitti, apparigliata sul palo da Renaglios con Sarulesi Steddau e Pasquale Salis e da Mannagheri con Taitai e Andrea Sanna, mentre per il quarto prenotava la finale Luitti con Regalleri e Antonio Mura. Nella seconda batteria ha rubato Lucchio la galoppata di Melatu. Talete Sardo ha passeggiato e gestito in maniera impeccabile da Gavino Sanna. Dietro al battistrada si sono accodati Sosa Arancios con Rijaid e Sandro Gessa, Montemannu con Tido e Simone Mereu e poi la giuria ha dato parità a Sorte Sure con Urbania e Simone Fenu e Varrassolo con Cantuaus e Terza. Si arriva così alla finale, con Melatu individuato come favorito, ma piacevano tanto anche Arenaglios e Ianna Vaile, mentre restavano incognita Luitti. Quando il mosiere Luigi Godani dà buona la partenza, scatena avanti Talete Sardo e Gavino Sanna, che iniziano a gestire le frazioni portando a spasso il resto del gruppo. Melatu leader anche al secondo passaggio, mentre da dietro inizia a muoversi con fare convinta Renaglios e ancora più indietro Luitti. Ma Talete Sardo viaggia spedito e quando Sarulesi Steddau sembra venire su con un altro passo, trova la reazione impressionante del battistrada che si lascia a mezza di vantaggio difesa per circa 400 metri, respingendo gli attacchi di Arenaglios fin sul palo, con i due interpreti Gavino Sanna e Pasquale Salis finite a fruste alzate. Terzo posto per Luitti. Un paio molto bello, organizzato molto bene, dove Gavino Sanna ha controllato a partire dalla batteria fino alla finale, dove ha dovuto subire gli attacchi da parte di Arenaglios, ma poi è andato via e ha vinto facile. Quindi una bella edizione, bellissima. L'avevamo detto in presentazione della finale, che anzi tu l'avevi detto, avevi evidenziato proprio le qualità di Talete Sardo, ho ripetuto come ti ho anticipato io durante la presentazione il paio di Portomaggiore. Sì, perché comunque era troppo facile in batteria e si è visto che galoppava sciolto e tra l'altro sempre in controllo assoluto. Arenaglios mi ha stupito in finale, è andato molto forte e comunque non è riuscito si dovrà accontentare del secondo posto. Arenaglios che era Sarulesi Steddau ha ripetuto la stessa cosa di Gavino. Certo, esatto. Il risultato stessa cosa. Esatto, si è dovuto accontentare del secondo. E Regalleri uguale. Molto bene Regalleri che uguale conferma il terzo posto e quindi adesso si va a festeggiare. Fare un giudizio su Gavino a caldo, questa ragazzetta. Beh, Gavino è una moto ormai strutturata anche per i pali perché non ha paura, tra l'altro lui viene dai pali, prima di diventare partito professionista viene dai pali, era già un bambino a 12 anni, lui già montava nei pali, per cui si sta trovando perfettamente in tutte le situazioni dove viene ingaggiato. Non solo il Toscano, ma professionista. Assolutamente. Bene, Ettore, ti ringraziamo e noi ci vediamo alla prossima. Perfetto, grazie. Cavallo buono, dai, un cavallo che a provincia va forte. La mossa l'abbiamo presa bene, tanto davanti ho gestito bene 2 giri e mezzo, dai. Non ti ha fregato come a Gabuglia che era qua. No, dai, non l'ho fregato. Ascolta, questa è la seconda vittoria. Sì, faceva una vittoria con Sardegna. Ma si trova meglio a sera. Sì, una pista che secondo me si poteva montare, l'ho montato per quello perché rende di più. Sempre a piano, però non si dice mai. Questi pali. L'importante è essere sempre lì a lottare, dai. Sempre abbatte in tutti i modi anche oggi. Però... Sempre positivi, il cavallo ha risposto bene, ma quello che ha vinto andava di più. Ha reagito. Sì, a un certo punto, il primo mezzo giro ho pensato di vincere, ma quando sono andato vicino è ripartito, bene così. L'impressione visiva era quella che comunque l'hai affiancato, sembrava che la tua galoppata fosse più fluida, invece lui come l'hai affiancato ti ha reagito. Sì, sicuramente aspettava un po' il cavallo che arrivasse da dietro, poi è ripartito. Il migliore! Comunque i tuoi contrarioli sono felici, Quindi sono contento anch'io. Complimenti, grazie. A tu!
Regalleri sempre è un problema a partire, però poi Si aggiusta, è una cavalla Certo. che devi avere un po' di pazienza, ma poi quando decide di darti il cuore, lo porta fino in fondo. peccato per quella che c'ha, perché comunque di 1000 scene è più corta rispetto ad una che ha avuto la possibilità Sì, di va bene, recuperare. però tanto si sapeva, sono usciti terzi, ma per i cavalli che c'erano oggi è come che ho vinto il pago, perché la Vino e quell'altro davanti io penso non erano facili. Si sono resi imprendibili. Ho fatto tutto il possibile, sono arrivati in forma e dai, è andata bene, l'importante è che siano contenti. Sì, ho loro. visto che era la controllo. Complimenti. Sandro, quarto con Risaretti e Sosarancios come l'anno scorso. Sì, dai, andiamo sempre bene ma non raggiungiamo l'obiettivo e un po' mi spiace, però dai, Risaid che gli posso togliere, ha fatto una bellissima corsa, in finale non mi voleva stare più tanto al canapa, alla fine ho cercato di farti da dietro ma ero subito sotto, ma l'ultimo mezzo giro in fondo gli altri erano meglio. Ha lottato come un leone. Sì, però ha lottato, è un vecchio che non lascia mai, non si arrende mai e ha dato il massimo. Quarta come l'anno scorso e vabbè, ci sarà per l'anno prossimo migliorarla almeno al terzo. Speriamo, dai, se non mi cacciano via. No, siamo contenti di Speriamo di riuscire a vincere, dai, perché se lo meritano, sono bravi ragazzi. Senti, ora ci vediamo ad Asti? Sì. Cosa prometti? Che prometto, e la cena te la pago io, poi... Allora è già visto per scorribere. Speriamo di portare a casa quello per cui corriamo. Senti, il lotto si sta facendo duro rispetto all'inizio, si vocifera Vanadio, già Ribelle c'era. Sì. Ormai è un palio... Un gran premio. Con la P maiuscola. Sì. Non diciamo niente per Scaramantia, ci vediamo ad Asti. Ok, vai. Gigi Godani, il mossiere, questo è uno dei palli più complicati che fate. Forse è uno dei tagli più selettivi che c'è stato, perché cavalli di qualità, bravi fantini e un'ultima pista Come sono andate le mosse? Bene, una sola falsa, giusto? una falsa nella prima batteria, ma niente di che. Nella finale c'era un po' più di nervosismo, Che cosa anche il 9. era con un cavallo in più, però alla fine mi sembra che sia stata un'ottima partenza del tutto. Penso che il popolo del Ghena sia contento delle mosse, non c'è stato nessun problema, quindi Nessuna contestazione. complimenti a te perché sei stato a gestire con pazienza e calma la mossa, che non è semplice, ricordiamo, gestire la mossa. Sì, ma anche molto merito dei fantini Che ti danno retta. mi aspettava. Ok Gigi, noi ci vediamo ai Tiredo allora. Grazie. Complimenti sempre. Mas escudar vagabunda que resulta Se ti piace quello che faccio, contribuisci anche tu acquistando la maglia del blog sponriver.biz, il blog che tratta l'ippica sarda a 360 gradi.